Sul servizio navette per il mandorlo in fiore non si è detto forse tutto o non è stato chiaro il discorso, o meglio sono tutte pazze le persone che anche ai nostri microfoni hanno lamentato gravi problemi di organizzazione. Nella confusione generale, l'unico che si dice soddisfatto è infatti il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, secondo il quale il servizio verrà riproposto in futuro perché è un sistema che funziona come viabilità alternativa. Sicuramente è un servizio ottimo nelle intenzioni. Peccato che le scene registrate dicano il contrario, affermando che così come è stato il servizio, per dirla come il consigliere Vullo, è solo un flop e bisognerà avere tanto coraggio a riproporlo. Altrove forse si bada di più all'organizzazione senza lasciare nulla al caso, magari utilizzando più mezzi per raggiungere il centro delle città. Si può accettare che un sindaco difenda un sistema che interessa la propria città, ma forse nel nostro caso sarebbe bastato per spegnere le polemiche chiedere scusa dei disagi che in una manifestazione come il mandorlo in fiore sono purtroppo da mettere in conto. Non sembra che l'intervento di Firetto aiuti a gettare acqua sul fuoco.